Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le linee guida per la presentazione delle istanze per il servizio di trasporto alunni con grave disabilità che frequentano gli istituti superiori di competenza provinciale. Il servizio di trasporto potrà essere effettuato attraverso 3 modalità. La prima ne prevede lo svolgimento da parte del comune di residenza dell'alunno con utilizzo di mezzi e personale messi a disposizione dallo stesso comune, previa sottoscrizione di apposito accordo con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La seconda modalità prevede la liquidazione direttamente alle associazioni o alle cooperative che hanno reso il servizio iscritti al registro provinciale degli enti, iscritti già agli albi regionali speciali, autorizzati allo svolgimento dei servizi in favore dei portatori di handicap in possesso quale caratteristica obbligatoria sia di mezzi idonei al trasporto di soggetti con handicap che di personale qualificato di assistenza a bordo. Infine, la terza sarà possibile effettuare il servizio attraverso un rimborso spese alla